avete forza, energia, volete dormire, vi faccio l'ultimo regalo. Dipende da voi. Andiamo avanti? Io sono un po' stanco, però sono contento di condividere con voi qualcosa di speciale. Alla fine di questo incontro e parliamo adesso di cose un po' particolari. Mia moglie chiede se ce la facciamo a prendere aereo domani. Perché lei pensa che io starò qui tutta la notte a studiare. Allora, questo è un argomento molto importante che io ho fatto la domanda. To je zelo pomembno. Ho fatto la domanda. Ker je prej dal vprašanje. Ma non c'era bisogno. Ampak ni bilo potrebno. Perché vedo dalle vostre facce. Ker vidim iz vaših obrazov. Che siete molto attenti. Da ste zelo osredotočeni, da sledite. E siete pronti per quest'altra esposizione. In ste pripravljeni na to razlago. E quest'altro tempo che impieghiamo in ta čas, ki ga posvečamo, sarà ben impiegato. Bo zelo dobro vložen. Vračamo se alla spirale, che ci permette di conoscere molto di più in una maniera diversa. Ki nam na drugačen način omogoča, da več spoznavamo. Che la spirale può essere un modo di affrontare la realtà. Spirale je lahko način, kako se soočamo z realnostjo. Ma è qualcosa di molto comune nell'universo. Je pa nekaj zelo običajnega v vesolju. E adesso che andiamo avanti, zdaj ko gremo naprej, capiremo che non è casuale. Bomo razumeli, da ni slučajno. Abbiamo detto che la nostra galassia è a forma di spirale. Smo rekli, da je naša galaksija v obliki spirale. Qui si vede ancora meglio. Tukaj se še boljše vidi. Qui meglio ancora. Tukaj še boljše. Ma guardate l'acqua. Tukaj pogledamo vodo. Assomiglia? Kaj spominja? Je podobno? Allora, al centro di questa galassia nel centro galaksije c'è un qualche cosa di speciale. Je nekaj specialnega. Di meraviglioso. Nekaj čudovitega. C'è qualche cosa che noi moderni chiamiamo in maniera molto semplice buco nero. Che mi poimenujemo črno luknjo. Lì c'è veramente una concentrazione massima di sostanze ed energie. Cose che con la fisica che conosciamo noi non sono spiegabili. Stvari, ki v fiziki niso pač razložljive. È come un mistero. È kot un misterio. Quando poi l'uomo non capisce qualche cosa, perché c'ha il cervello piccolo, če človek nekaj ne razume, dice che è un mistero. Reče, da pač misteri. Ma è una realtà. Je pa realnost. Einstein si è avvicinato si je približal con la sua legge della relatività, svojo relativnostjo, zakonom relativnosti, e anche la fisica quantistica si è molto avvicinata. Kvantna fizika se je približala. Ma qui al centro, qui, tukaj v centru, la fisica non conta per nulla. Fisica ne deluje. E noi nella dinamizzazione facciamo questo. Delamo to. Creiamo un buco nero. Delamo črno luknjo. Caos, un altro buco nero. Caos in drugo črno luknjo. E vedete qui i vidite tukaj spiralo. Vanno in risonanza con la Via Lattea, vanno in risonanza con noi stessi. Z risonanco z mlečno.
Guardate, questo qui è un uragano. To je uragan. Ha una forza distruttiva enorme. Močna, izredno rušilna energija. Se l'uragano andasse così, če gre v tej liniji, dopo un po' il vento finisce. Čez nekaj časa veter poneha. Trova ostacoli e muore. Pride do nekih preprek, barier. Ma facendo questo lavoro, če pa podelamo to spiralo in črno luknjo, v bistvu, kaos in črno luknjo, si riproduce, si autoalimenta in continuazione. Si v bistvu vse čas se prehranjuješ s tem, ne? In v bistvu dobivaš te informacije. Le forze si moltiplicano, moč, energie. Sile se povečujejo. Per noi sono distruttive, ma sono energie. Za nas so rušilne, lahko so pa kreativne. E guardate un po'. Poglejte. In natura. V naravi. Io adesso state molto lontano, voi giù lì, mi spiace. Koliko ste oddaljeni? Ho portato delle conchiglie. Prineso hišice, polžje. A casa noi abbiamo tante conchiglie, piccole e molto grandi. Školjke. Vedete, imajo veliko različnih oblik in velikosti. Forma è un vortice, rapporto aureo. Oblika je spirala. Una spirale ha rapporto aureo. Spirala v povezavi z auro. Adesso cominciamo a dire quest'altra parola, rapporto aureo. Razmerje z zlatim rezom. Poi spieghiamo perché. Potem bomo razložili zakaj. Vedete? Tukaj spet vidite obliko spirale. E com'è bello abitare qua dentro. In kako je lepo tukaj è una casa ideale. To je idealna hiša. Vedete? Tukaj se spet lepo vidi. E questo? Tudi tukaj. E questo? Sembra normale? Poi vedremo che non è normale. Guardate le forme dei fiori. Potem oblike cvetov. E adesso parliamo di rapporto aureo. In tukaj zdaj bomo govorili o razmerju zlatega reza. Sembra che i numeri siano qualcosa di troppo meccanico. Zdi se, da so številke nekaj preveč mehansko. E questo è vero per tutti i numeri. In to je pač res za vsa števila. Sono neutri. So neutralni. Ma c'è un numero particolare. Je pa posebno število. Un solo numero. Eno samo število. Questo. To število. 1,618. 1,61803 dolgo število. È un numero infinito. Neskončno število. E non è finito, c'è un motivo, perché quando una cosa finisce non è la natura che ha una forza che non finisce. In ni končno. Il finito da un senso che là, l'infinito continua per sempre. Neskončno. Questo numero è l'unico numero che se dividiamo o moltiplichiamo, addizioniamo o sottraiamo dà sempre lo stesso risultato. Če ga delimo, množimo, odštevamo, seštevamo, je vedno enako. Non abbiamo molto tempo, però se voi volete fate una Ni veliko časa. E poi a casa fate i calcoli. Lahko doma to preverite. Oppure andate sul video che hanno fatto ieri del loro a Lubiana. Queste cose le abbiamo spiegate molto più a lungo all'inizio, ma ieri Včeraj smo v Ljubljani to bolj na dolgo razložili, lahko na video to tudi vidite. Ieri erano soltanto 60 persone. Včeraj je bilo 60 ljudi. Erano tutti tecnici. So bili pač tehnični. Quindi più omogenei. Bolj homogena pubblika. Io ho parlato più a lungo di questo aspetto. Več časa sem govoril o tem aspektu. Oggi abbiamo parlato di molti aspetti anche pratici. Danes smo govorili veliko bolj o praktičnih aspektih. Ma è bene anche parlare di questo. Je pa dobro tudi, da o tem govorimo. Andate a affrontare e ad approfondire questa conoscenza del numero aureo. Tukaj pač se lahko poglobite v to število. Non così soltanto per conoscere. Non soltanto per conoscere. Ne samo da ga poznate. Ma perché il numero aureo è fondamentale je osnova nell'universo.
v vesolju. Questo è un normale rettangolo. To je normalni pravokotnik. Che quando noi immaginiamo rettangolo, immaginiamo di questa dimensione. Ga pač poznamo v takih dimenzijah. Questo è 1. To je 1. Questo è 1,618. To je pa 1,618. Questo è un rettangolo a rapporto aureo. Qui l'energia gira meglio. To je pravokotnik v tem razmerju. Io posso anche fare un rettangolo così, alto così. Sempre rettangolo, ma non è il rettangolo ideale. Ma nell'uomo, nel nostro corpo, il rapporto aureo c'è ovunque. Tantissime volte. Dalla testa all'ombelico. 1,618 dall'ombelico ai piedi. Od popka do nog, ne? Ascella. Potem pazduha do kolena. 1,618. 1,618. Ma anche il nostro braccio. Tudi roka. 1,618. Je v razmerju 1,618. 1,618. Tudi na prstu, ne? Anche fronte, qui e qui. È continuo. Gli artisti classici conoscono bene queste cose per fare le sculture e i disegni. Ma in natura questo è molto comune. Questo è un attrezzo da misurare 1 e 1,618. To je inštrument za merjenje tega razmerja 1,618. 1, 1,618. Pri cvetu, ne? Perché questo pezzo non è fino qui? Zakaj ta delček ni do... Dobbiamo chiederlo a noi stessi. Moramo se vprašati. E qui è la stessa cosa. 1 e 1,618. 1,618. E anche nella foglia. Tudi pri listu. 1 e 1,618. 1,618. Guardate anche qui. Tudi tukaj. Gli insetti. Posod v naravi. Circa, non è così preciso. Perché in natura nulla è preciso. V naravi ni nič natančno. E anche come la pianta fa i rami. Tudi ko rastlina oblikuje veje. C'è sempre questo rispetto. Je vedno ta razmerje. Anche come mette le foglie. Tudi ko oblikuje liste. Questo è l'uomo. To je človek. Ma se noi lavoriamo con un rettangolo a rapporto aureo, e ogni volta facciamo 1 e 1,618, 1 e 1,618, alla fine otteniamo un vortice a rapporto aureo. Ecco qui. E allora andiamo a vedere meglio adesso le nostre piante. Guardate. Zdaj bomo še boljše pogledali te naše posnetke, rastline. Cavolfiore, broccolo, guardate. Broccolo, ne? Questo da solo, non c'è nemmeno bisogno di fare dei disegni. Questo è zelo lepo na... E perché così? C'è un motivo. Zakaj je tako? Va in risonanza con le energie del cosmo. Gre za resonanco energije. Guardate questo fiore. Spet ta cvet. Guardate questa pianta grassa. To je... È meraviglioso tutto questo. To je čudovito. Sì. Guardate questa pianta. Cactusi. Io ho messo soltanto qualche immagine. Nekaj posnetkov je questo è il nostro DNA. To je naš DNA. E questa è la galassia. To je galaksija. E questo è il nostro orecchio. To je naše oko. E questo vortice rapporto aureo sta ovunque, tantissime volte in natura. To razmerje je posod v naravi. Non è casuale. In ni slučajno tako. Perché dobbiamo parlare anche di vibrazioni. Moramo govoriti tudi o vibracijah. Onde. O valovih.
e risonanza. In restanci. Tutto ciò che c'è intorno a noi, vse, kar je okrog nas, visibile vidno e non visibile, in nevidno, è formato di onde, je pač oblikujejo valove di vibrazioni. in vibracije. La sostanza nella sua più intima parte, che sono gli atomi, le molecole, Substanca v svoji osnovi, v atomih, molekule, vibra. vibrira. Il nostro pensiero vibra, Naša misel vibrira, il nostro amore vibra. ljubezen vibrira, Tutto nell'universo vse vibra. v vesolju vibrira. La mia voce arriva laggiù con una vibrazione. Glas pride do vas z vibracijo, Io posso, lei mi vede a me perché la luce vi me arriva a lei vidite, con una vibrazione. ker pride pač do vas svetloba z vibracijo. È tutto nell'universo, la luce, Tutto il caldo, il questo. freddo, sono Vse vibrazioni. v vesolju je pač vibracija, svetloba, toplota. Questo implica cose molto importanti. To kaže na zelo pomembne stvari, Perché adesso, per concludere, ker za zaključek dobbiamo parlare un po' di più di visibile e di invisibile. moramo govoriti nekoliko več o vidnem in nevidnem, Dobbiamo parlare un po' di più di buchi neri moramo govoriti nekoliko več o črnih luknjah e delle energie in o energijah, che i buchi neri riescono a in qualche modo sprigionare, a mantenere. ki jih pač črne luknje lahko sproščajo in zadržijo. Ma parliamo ancora di visibile. Govorimo še o vidnem. Prima ho fatto vedere le conchiglie, Prej sem pokazal školjke, ma ci sono due forme. so pa še dve obliki. Grazie, Vesna mi ha preso questa pigna. Hvala, Vesli, za stoč. Quello che ha fatto non è proprio ideale, non è ideale. Ni prav Ha idealno. preso questa notte e andava su una pianta come una scimmia, Come un scimpanz. come un scimpanzé. Je šla pač, Io ho qui una pigna molto piccola tukaj imaš še manjšo e un uomo. in jajce. Queste qui sono due forme To so dve obliki, meravigliose, čudoviti obliki, eccezionali. posebni obliki. Qui la natura ha fatto il capolavoro Tukaj je naredila pravo umetnina s strani per narave la vita. za življenje. Qui ci sono una serie di vortici Tukaj je a rapporto aureo serija vrsta spiral, dove le forze, kjer so sile. facendo un vortice, vanno verso il centro, Sile pač s pomočjo spirale naredijo, creano un'impulsione centripeta proizvajajo verso il centro centripetalno silo e creano un buco nero. proti črni luknji, ne, in oblikujejo črno luknjo. E qui si conserva bene la vita Tukaj se lahko ohrani e i življenje semi. in seme. Ogni seme è come se fosse una dinamo. Vsako seme je kot dinamo. Questa pigna così piccola oppure più grande, Ta majhna pa la parte večja. bassa concentra l'energia per forze centripete Spodnji del pač koncentrira con un buco nero, centripetalno energijo oziroma to črno luknjo, con un buco nero all'interno, z črno luknjo v sredini. ma la parte dell'apice Vrhnja plast manda energia pa sprošča to energijo. e questo può essere utile. In to je uporabno, je pomembno. Allora, Steiner Steiner ha parlato di forze formatrici je govoril della vita o silah e queste forze formatrici sono ordine, in te sile življenja sono energia, so energija, salute. zdravje, Quello che abbiamo visto prima della cristallizzazione, to, kar smo prej videli v kristalizacijah, quelle forze lì, te sile, quando ci cibiamo di cibi biodinamici, vanno in noi. ko se pač prehranjujemo z biodinamičnimi pridelki, grejo v nas.
Per capire questo qui, torniamo ancora sulla spirale. Se guardiamo la spirale La spirale ha rapporto